Oh, ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Allora, siamo tutti in trepidante attesa, anche se mancano diversi mesi per quanto riguarda lo spareggio o gli spareggi che ci dovrebbero portare ai prossimi mondiali. Speriamo di arrivarci finalmente dopo 2 edizioni saltate, e abbiamo parlato in questi anni tanto, non tanto io quanto insomma tutto l'ambiente calcistico, delle due clamorose qualificazioni mancate dall'Italia agli ultimi mondiali. Eppure un pochino meno si parla dell'eliminazione dell'Italia, della mancata qualificazione dell'Italia a Euro 92. Passò un po' in sordina sia quell'eliminazione lì che proprio quello europeo. C'era una sorta quasi di snobismo italiano, dal momento che l'Italia non si era qualificata. Quei mondiali è come se non si fossero giocati. Sembra, vi ricordate il telefilm Ai confini della realtà, quando per sbaglio qualcuno che doveva scomparire resta in vita, e poi queste entità superiori fanno in modo che nessuno si ricordi di loro. Allora, che cosa è successo per le qualificazioni a Euro 92, europei di Svezia? Allora, diciamo che, come vi ho detto già altre volte, non qualificarsi per gli europei a 8 squadre era meno, passatemi il termine, scandaloso che non qualificarsi a un europeo a 24 o a un mondiale a 32. Voi pensate che gli 8 posti per gli europei diventavano 7 perché il paese ospitante, in questo caso la Svezia, era di diritto qualificato, e c'erano 33 nazionali per 7 posti. È chiaro che qualche esclusione eccellente ci dovesse essere. Poi non è che chi veniva eliminato diceva vabbè, chi se ne frega, si facevano processi e polemiche anche lì, però era diverso. Cioè, avere 7 posti a disposizione è diverso che averne oltre 15, 16, 20 come ai mondiali di quest'anno, degli ultimi 2 che abbiamo saltato. Oltretutto l'Italia arriva da un ottimo mondiale con la grande delusione di Italia 90, il gruppo di vicini è molto unito e anche molto assetato di rivincita dopo quel mondiale. Però le cose non vanno benissimo, un po' devo dire, perché fin dall'inizio si capisce che Vicini potrebbe lasciare la panchina della nazionale, e le qualificazioni ci sono da ottobre del 1990 a dicembre del 1991. Allora, già all'inizio della stagione 90-91 iniziano ad esserci delle sensazioni, delle voci che Arrigo Sacchi lascerà il Milan e che Arrigo Sacchi sarà il successore di Azeglio Vicini sulla panchina della nazionale, quando Azeglio Vicini deciderà di andarsene o quando la federazione deciderà per l'avvicendamento. Per cui sia il Milan che la nazionale partono con l'idea che insomma nel giro di qualche mese le panchine cambieranno. L'Italia non parte benissimo perché il 17 ottobre pareggia 1-1 in Ungheria e il 3 novembre fa 0-0 in casa con l'Unione Sovietica. Il girone è composto da Italia, Unione Sovietica, Norvegia, Ungheria e Cipro. L'Unione Sovietica è all'ultima partecipazione a un grande torneo, perché poi di lì a poco si disgregherà completamente l'URSS, dando vita ai vari stati che conosciamo oggi. Tra l'altro parteciperà agli europei del 1992 non come Unione Sovietica ma come Comunità degli Stati Indipendenti. Mi ricordo questa scritta in televisione, CSI, che io chiedevo ai miei ma chi so questi. La Norvegia non era la Norvegia di oggi, anche se era una buona nazionale. L'Ungheria era in regressione e Cipro era come se oggi andassimo ad affrontare Andorra o Gibilterra. L'Italia vince la prima partita il 22 dicembre del 1990 4-0 a Cipro, poi batte l'Ungheria 3-1, siamo passati già a maggio del 1991, e poi tra l'estate e l'autunno del 91 arrivano i problemi e arrivano i punti decisivi persi dagli azzurri. La sconfitta in Norvegia 2-1 il 5 giugno, ma soprattutto lo 0-0 del 12 ottobre del 1991 a Mosca contro l'Unione Sovietica, col famoso palo di Rizzitelli, che adesso vi faccio vedere, che ci fecero vedere in tutte le salse, quasi un po' come una sorta di masochismo. Vedete qui istruzioni per l'USA, vabbè.
poi vi spiego anche che cosa è successo. Vedete qui il palo di Rizzitelli a Mosca contro l'Unione Sovietica, che è la partita che elimina l'Italia aritmeticamente dalla corsa a Euro 92, perché non è più raggiungibile l'Unione Sovietica, anche se l'Italia dovesse vincere le ultime due partite, e non le vince, fa 1-1 con la Norvegia e vince 2-0 contro Cipro. Alla fine la classifica dice Unione Sovietica 13 punti, Italia 10, Norvegia 9, Ungheria 8, Cipro 0. Punti decisivi persi a Oslo e a Mosca. Tra l'altro succede qualcosa che di solito non si vede, cioè l'avvicendamento del commissario tecnico. Dopo la partita di Mosca contro l'Unione Sovietica, la federazione decide di invertire subito la rotta, chiama Arrigo Sacchi, che è libero dal Milan già dall'estate precedente, dal maggio precedente, e le ultime due partite, Italia-Norvegia e Italia-Cipro, sono guidate proprio da Arrigo Sacchi sulla panchina dell'Italia per preparare direttamente la qualificazione a USA 94. Tra l'altro Sacchi arriva con un po' ciò che aveva fatto al Milan, quindi si spera in un'Italia spettacolare, in un'Italia molto offensiva, cosa che poi non avverrà, ma anche perché molto spesso è difficile far giocare una nazionale come un club, visto che la nazionale si allena per pochi mesi all'anno e per pochi giorni in realtà all'anno. Guardate qui, questo è un po' tutto il servizio su Unione Sovietica Italia, che è la partita che elimina di fatto gli azzurri dalla corsa agli europei. Eccola, col famoso palo di Rizzitelli, che qua ci viene riproposto pure, eccolo. E qui il tabellino con la classifica che in pratica ci estromette, eccolo. E quella fu la prima volta che io vidi l'Italia non partecipare ad una grande manifestazione. Vi ripeto, non qualificarsi a 8 squadre era certamente molto molto diverso. Tra l'altro, ad esempio, anche la Spagna non si qualificò per Euro 92, arrivando addirittura terza nel proprio girone, che fu vinto dalla Francia, e seconda arrivò la Cecoslovacchia. Speriamo che non sia di buon auspicio per la qualificazione dell'Italia ai prossimi mondiali, però ogni tanto rispolverare qualcosa del passato, di positivo o negativo, ci rinfresca un po' la memoria. Questo è lo scrigno del calcio e questa era la mancata qualificazione dell'Italia a Euro 92. Speriamo che sia rimasta l'ultima, almeno per tanti e tanti anni. Iscrivetevi al canale. Ciao!